testa alta, perché siamo consapevoli di avere fatto il nostro dovere nella società e oggi vogliamo ricordare al governo e alle forze politiche che i pensionati sono cittadini della Repubblica che hanno da rivendicare diritti e dignità. È bene che sappiano subito che non ci faremo rottamare. Noi da qui partiamo, da questa piazza inizia la lunga marcia dei pensionati per fare valere nel Paese e nella società il peso, il ruolo delle persone anziane che noi vogliamo esercitare. Le pensioni, le nostre pensioni sono salario differito, sono i nostri risparmi di una vita di lavoro e non avete il diritto nessuno di metterci sulle mani. Per queste pensioni abbiamo versato più contributi e pagato più tasse di tutti i paesi europei messi assieme, contrariamente a quanti percepiscono pensioni d'oro che chiamano vitalizi, senza avere mai versato un centesimo, senza mai avere versato un centesimo di contributi. Ora è tempo di dire basta. Chiediamo giustizia, rispetto e verità. I pensionati non sono ricchi. Il 40% riceve pensione al di sotto di 1.000 euro. E le più povere sono ancora una volta le donne, che hanno sacrificato la loro carriera per la famiglia e per i figli e oggi nessuno le dice grazie. Se hanno la sfortuna di diventare vedove, le vogliono ridurre anche la pensione di reversibilità. È stata grazie alla nostra mobilitazione, alla vostra mobilitazione, che il governo è stato costretto a rassicurare i sindacati che non avrebbe mai toccato le pensioni di reversibilità. Ma noi in ogni caso accettiamo questa promessa, ma saremo vigili e pronti a reagire se dovessero ripensarci. Le pensioni negli ultimi anni hanno perso molto potere d'acquisto. Serve una migliore tutela delle pensioni, il ripristino del sistema di rivalutazione delle pensioni precedenti alla riforma Fornero. Chiediamo il recupero del danno prodotto dal blocco della rivalutazione del governo Monti. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo quel blocco, ricordiamocelo, mentre il governo Renzi non ha ripristinato il diritto, ha restituito solo una piccola parte di tutto quanto aveva indebitamente sottratto a milioni di pensionati. Non è vero che la spesa pensionistica in Italia è tra le più alte d'Europa, è falso. Bisogna fare chiarezza, separare, come chiediamo da anni, la spesa previdenziale da quella assistenziale. Basta bugie, demagogia, minacce di tagli di calcolo e di ricalcolo delle pensioni.
I pensionati sono andati in pensione rispettando le leggi dello Stato. Basta minacce. La fantasia di Boeri su questo sembra inarrestabile, ma per fortuna nessuno lo sa ascoltare e speriamo che gli diano un posto di sottosegretario da qualche parte e liberi l'Inps da questa ingombrante presenza. Per nascondere i fallimenti di scelte politiche sbagliate, vogliono ora mettere i giovani contro gli anziani. Dobbiamo reagire tutti insieme, giovani e anziani. Questo non è un paese per anziani e neppure per giovani. Cambiamolo insieme, giovani, cambiamolo insieme questo paese, a partire dalla modifica della legge Fornero. Tollerata e protetta. Non è possibile che 130 miliardi di evasione fiscale sono sempre lì e non ne riusciamo mai a ridurli. La verità è che le politiche dei governi che si sono succeduti per fronteggiare la crisi sono state e sono tuttora sbagliate. Sbagliate le loro scelte unilaterali, senza confronto e senza dibattito. Ciò è dimostrato dall'iniqua ripartizione della ricchezza del nostro Paese. Infatti, l'80% della popolazione si impoverisce, mentre c'è un 20% di italiani che si arricchisce sempre di più e oggi detiene i 2/3 dell'intera ricchezza nazionale, alla faccia dell'equità, alla faccia della coesione sociale. Questi sì che sono gli elementi che possono portare il Paese verso la più grave rottura sociale della sua storia, altro che conflitto generazionale. Date il lavoro più stabile, date il lavoro più concreto ai giovani e quello precario e flessibile ai lavoratori anziani prossimi alla pensione, così si regolano le generazioni, così si possono dare delle risposte. Fate una legge organica per la non autosufficienza. Ci sono alcuni milioni di persone non autosufficienti lasciate soli ad affrontare questo dramma con le loro famiglie nella disperazione più totale. Servono nuove politiche sanitarie, sociali, fiscali, previdenziali. Serve più equità, più solidarietà. Per la prima volta in Italia l'allungamento della durata media di vita si è fermato, si è invertita la tendenza, perché è aumentata la povertà, perché si è tagliato lo Stato sociale, perché si è ridotta la spesa sanitaria, perché sono stati ridotti gli investimenti nella prevenzione. Le persone non si possono più curare e allora si muore prima. Può un governo essere orgoglioso di tutto questo? Noi glielo chiediamo, ci rispondano. E intanto sono state elargite 18 miliardi al sistema delle imprese inutilmente. Se avessero usato quei soldi per rinnovare i contratti di lavoro nel pubblico impiego, per rivalutare le pensioni, per sostenere le persone non autosufficienti, sarebbero cresciuti i consumi interni e con essi l'occupazione e la produzione industriale. E invece preferiscono disperdere le risorse inutilmente. Mi avvio alla conclusione. Voglio ricordare che gli anziani sono una risorsa di questo Paese. Oltre il 21%
oltre il 21% della popolazione ha più di 65 anni. Non si può pensare di costruire in un paese civile senza loro, senza il loro coinvolgimento. Hanno costruito la democrazia in questo paese, hanno fatto grande l'Italia e continuano a dare il loro contributo ogni giorno. Senza di loro si fermerebbe il paese, perché sono loro che consentono ai figli e ai nipoti disoccupati di sopravvivere, perché sono loro che assistono i nipoti e li portano a scuola, perché sono loro che assistono le persone non autosufficienti. Il ministro Poletti ha annunciato l'apertura di un tavolo di confronto sulle pensioni con i sindacati. Vogliamo sperare che sia una vera apertura, perché già l'anno scorso, proprio con il ministro Poletti e i sindacati dei pensionati, era stato aperto un tavolo senza mai farlo funzionare. Noi siamo disponibili come sempre, ma pretendiamo un confronto vero, serio, non che ci portino il compitino già fatto e ci dicono prendere o lasciare. Non ci fermeranno, lo devono sapere. I pensionati di oggi sono cresciuti nel sogno dell'unità sindacale. Oggi più che mai quel sogno può diventare realtà. Spetta a noi pensionati, spetta a voi, soprattutto alle pensionati e ai pensionati, sollecitare l'intero movimento sindacale a compiere il grande passo. Voi uniti possiamo vincere, fare prevalere le nostre ragioni. Ce la possiamo fare, ma dobbiamo credere nell'unità sindacale di tutto il sindacato. CGIL, CISL e UIL, le nostre confederazioni e i 3 segretari generali, Susanna, Anna Maria e Carmelo, per la loro presenza a questa manifestazione e per il sostegno che danno alle rivendicazioni e alle iniziative del sindacato. Un grazie va anche alla FERPA, la nostra federazione europea, e a Carla Cantone che la guida. Assieme vogliamo portare alto il ruolo delle persone anziane nella società italiana e europea.